Nel cuore dei monti dell'Italia centrale, tra l'ombra delle querce secolari e il canto melodioso dei ruscelli, nacque un uomo destinato a segnare il destino di molti, San Giuseppe da Leonessa. Era una sera di primavera quando il giovane Eufrasio Desiderato vide la luce per la prima volta nel piccolo borgo di Leonessa, presso Spoleto. Fin dalla più tenera età dimostrò una profonda devozione e un amore sincero per Dio. Crescendo, sentì sempre più forte il richiamo della vita religiosa e all'età di 16 anni decise di intraprendere il cammino dei Cappuccini della Riforma, mutando il suo nome in quello di Giuseppe, l'umile sposo della Vergine. Il noviziato nel convento delle Carceri sopra Assisi fu per lui un periodo di profonda introspezione e rigore spirituale. Si temprò alla dura penitenza e alla rigorosa astinenza, chiamando il suo corpo frate asino, consapevole che la vera grandezza risiede nell'umiltà e nella rinuncia ai piaceri terreni. La sua vita prende una svolta significativa quando viene inviato in Turchia per assistere i prigionieri cristiani. Qui, tra le mura imponenti di Costantinopoli, Giuseppe vive un'esperienza che segnerà per sempre il suo destino. Sospeso per 3 giorni su una croce, subisce atroci torture, ma miracolosamente sopravvive, suscitando lo stupore e l'ammirazione persino del sultano che, colpito dalla sua resistenza e dal suo coraggio, commuta la pena di morte in esilio perpetuo. Tornato in patria, Giuseppe si dedica con ancora maggiore fervore alla sua missione di predicatore, portando la luce della fede nei villaggi e nelle città della sua amata terra reatina. La sua presenza è come un faro nella notte buia dell'indifferenza e del peccato, e i suoi insegnamenti toccano il cuore di molti, conducendoli sulla via della redenzione. Ma la sua vita non è priva di prove e sofferenze. A 55 anni, colpito da una grave malattia, si ritira nel convento d'Amatrice, dove affronta con stoica rassegnazione il suo secondo supplizio, un tumore che lo consuma lentamente dall'interno. Tuttavia, la sua fede rimane salda e, come unico conforto e anestetico, si stringe al petto il crocifisso, trovando in esso la forza di sopportare il dolore e l'accettazione del volere divino. La sua figura diventa leggendaria e le sue gesta vengono tramandate di generazione in generazione. San Giuseppe da Leonessa, l'umile frate che sfidò le leggi della natura e il potere terreno, rimane un esempio di fede e coraggio per tutti coloro che cercano la via della verità e della redenzione.
Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.